Eder. Mech. Pallister. La mattina in cui Giulia Bonina è uscita di casa, Trieste era ancora sospesa tra il silenzio dell'alba e il ronzio dei primi mezzi. Il suo telefono ha agganciato la zona di Montegrisa e da lì si è persa ogni traccia, fino alla notte, quando le ricerche si sono concentrate lungo la Napoleonica, quel nastro di sentiero e roccia che corre a mezza costa, sopra la città e il mare. Poco prima della mezzanotte, il corpo è stato individuato in un tratto scosceso, a una manciata di metri dalla carreggiata. Il soccorso alpino e i vigili del fuoco hanno lavorato al buio, in braghi e toboga, un'autoscala calata dal ciglio, fino a portarla su. L'operazione si è chiusa dopo mezzanotte, con la salma consegnata all'autorità giudiziaria. La Procura di Trieste ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e omissione di soccorso, a carico di ignoti. È una cornice giuridica tecnica che consente di eseguire tutti gli accertamenti necessari quando restano da chiarire dinamica, cause e soprattutto se qualcuno avrebbe potuto evitare l'epilogo o aiutare e non l'ha fatto. Non c'è, al momento, una verità processuale. Ci sono atti, tempi da rispettare e una linea d'indagine che tiene insieme più ipotesi, dall'incidente all'intervento di terzi. Il primo tassello è medico-legale. L'autopsia e gli esami tossicologici dovranno dire se Giulia è precipitata, se ha urtato più volte contro la roccia, se ci sono segni compatibili con una caduta autonoma o se qualcosa stona. Abrasioni, contusioni, fratture con orientamento atipico, eventuali lesioni antecedenti al trauma principale, presenza di sostanze, tempi di sopravvivenza post-trauma. Le risposte qui guidano tutto. Un conto è una caduta rapida e letale, un altro è un politrauma con un intervallo di tempo utile in cui un soccorso tempestivo avrebbe potuto fare la differenza. È proprio questo il punto che incrocia l'ipotesi di omissione di soccorso. Il secondo tassello è la scena. La Napoleonica, soprattutto nei fine settimana, è frequentata da runner, ciclisti e famiglie. Un ambiente semi-urbano ma con punti ciechi, curve e balze di roccia. I rilievi hanno mappato il pendio, fotografato l'area, segnato con vernice e paline il punto di rinvenimento, preso misure di distanze e pendenze. Si cercano eventuali tracce di trascinamento, impronte su terra e polvere di roccia, residui di tessuto o di gomma che indichino un contatto precedente con guardrail o margini del sentiero. Ogni dettaglio fa la differenza. Un sasso smosso, un ramo spezzato, un segno lineare su una suola. Il terzo tassello è digitale. I tabulati del cellulare e le geolocalizzazioni ricostruiscono finestre temporali e spostamenti. Si cercano contatti recenti, chat e chiamate che possano spiegare perché Giulia sia arrivata in quella zona, con chi abbia parlato nelle ore precedenti, se ci sono stati appuntamenti fissati o disdetti all'ultimo. In parallelo, la Digos e la squadra mobile stanno acquisendo immagini da telecamere pubbliche e private lungo gli accessi più probabili, vie che portano a Montegrisa, parcheggi di riferimento, ingressi alla Napoleonica. Anche i filmati di dashcam e actioncam dei frequentatori del sentiero, se esistenti, possono riempire buchi temporali di pochi minuti, ma decisivi. Poi c'è la rete dei soccorsi. La prefettura ha coordinato un dispositivo ampio: polizia, carabinieri, vigili del fuoco, soccorso alpino, volontari. Droni e unità cinofile hanno battuto la fascia compresa tra il santuario e il ciglio della Napoleonica, scendendo a ventaglio verso i canaloni. Il tempo di attivazione, i percorsi coperti, gli allarmi incrociati tra centrali operative e pattuglie sono ora oggetto di una verifica puntuale. Serve per capire se, qualora la caduta non fosse stata immediatamente letale, ci sia stato un intervallo di sopravvivenza e se qualcuno abbia visto o sentito qualcosa senza intervenire. Da qui l'importanza degli inviti a farsi avanti rivolti a chiunque fosse in zona quella mattina. La famiglia ha nominato un legale, Lucrezia Kermaz, per seguire ogni passaggio e per chiedere che nulla venga trascurato. Nelle loro parole c'è l'idea che Giulia potesse essere aiutata se qualcuno avesse chiamato, se qualcuno avesse guardato oltre il guardrail, se il dispositivo sanitario fosse stato più incisivo prima che la vicenda deragliasse. È un dolore che diventa domanda, e la domanda si traduce in atti, perizie, consulenze di parte, accesso alle carte, confronto con i tempi dei soccorsi. Sul tavolo degli investigatori restano 3 scenari. L'incidente, un passo in fallo, un malore, un margine traditore, una scivolata che da quel punto non perdona. Il concorso di terzi non necessariamente doloso,
Un urto, una manovra azzardata, una condotta imprudente che abbia provocato la caduta e poi il mancato aiuto. Infine il quadro in cui qualcuno, pur rendendosi conto della situazione, abbia preferito voltarsi dall'altra parte. La qualificazione giuridica di omicidio colposo e omissione di soccorso permette di tenere aperti tutti e tre i percorsi, in attesa che la scienza e i riscontri di terreno diano un indirizzo. Nel frattempo si lavora anche sulla vita di Giulia nelle ultime settimane: abitudini, stati d'animo, luoghi frequentati, eventuali criticità sanitarie, appuntamenti saltati o fissati. Non per scavare nel privato, ma per dare un contesto alle scelte e ai movimenti che l'hanno portata su quel costone. Trieste in queste ore ha la memoria lunga. La napoleonica è un confine sottile tra bellezza e rischio, un punto dove decine di storie scorrono ogni giorno senza scontrarsi. Quando una devia, serve capire perché. Il caso, oggi, è un cantiere aperto. Si attendono i primi esiti medico-legali per stringere il campo, l'estrazione completa dei dati dai dispositivi, la pulizia dei filmati utili e l'eventuale comparazione di tracce repertate sul posto con indumenti e oggetti. Ogni passaggio sarà messo in fila in una cronologia serrata. Ora per ora dall'uscita di casa, passaggio per passaggio lungo la salita verso Montegrisa, minuto per minuto, nel tratto che porta alla Napoleonica. È lì, in quella sequenza, che si capirà se la morte di Giulia è stata solo l'ennesima tragedia del Carso o se, da qualche parte, c'è un gesto mancato, un errore, una colpa. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.